Bentrovati, buongiorno, salutiamo anche il sindaco di Cortina che è seduto qui vicino a me, Andrea Franceschi, primo martedì del mese. Buongiorno a tutti. Buongiorno Andrea. Allora, terminato un mese bellissimo, secondo me per Cortina, tu cosa ne pensi? Un mese bellissimo, un'estate bellissima, alla fine il paese ha risposto a quelli che si riempiono la bocca sempre che c'è crisi, che il paese non va bene, che c'è poco ordine, che c'è poca pulizia. Alla fine il paese ha risposto da solo. Io credo di non dover aggiungere niente. Chi ha avuto gli occhi per vedere si è reso conto di che Cortina c'è stata quest'estate, di quanta gente, di quante offerte culturali, sportive, turistiche, di quanti eventi, di quanti momenti anche di aggregazione, di festa, di piacere di stare insieme, di stare, insomma, di condividere delle esperienze, dei momenti appunto piacevoli, e quindi c'è poco da aggiungere, ecco, anche se poi l'estate in realtà non è finita, ci sono ancora tante iniziative, c'è il basket questa settimana, c'è il simposio di sculture di legno la prossima, ci sono le iniziative poi delle 600 anni dell'Altra Venanza, della guerra, insomma c'è tutta una serie di eventi in programma, per cui anche settembre è un mese ricco di occasioni, ecco, per scoprire una Cortina molto variegata, molto diciamo ricca di offerte, quindi io sono proprio molto contento. Bene, ma penso che la gente poi tutto sommato, no? Perché poi quando si lavora magari c'è un paese vivo, allora magari questo aspetto emerge, quindi proprio chi non lo vuole vedere che non lo vede, ecco. Ma io direi di sì, poi basta parlare con gli operatori, bastava essere in piazza sabato sera al concerto delle bande, o domenica alla festa della banda, cioè bastava essere lì, ripeto, per respirare l'atmosfera di questa Cortina, insomma, che ha reagito, che si dà da fare, che ha sempre tante iniziative, tanti momenti appunto di offerta culturale, ma anche di momenti di aggregazione, quindi io proprio porto un ricordo ottimo di questa estate, sperando che appunto sia lo slancio poi per continuare, perché questa è proprio la Cortina che vogliamo vedere. È una Cortina che, almeno in una parte del paese, chiede l'aeroporto. Allora ho avuto qui giorni fa Fabrizio, naturalmente abbiamo parlato con lui, abbiamo parlato con i suoi ospiti, abbiamo parlato con il presidente dell'associazione albergatori, e adesso ci sarà il famoso incontro, no? Tra chi propone, diciamo, l'aeroporto e il sindaco. Allora? Allora lo dico io, allora, nel senso che io riceverò questo gruppo di persone il 15 di settembre. Non ho ancora diciamo rilasciato dichiarazioni, perché non so su cosa rilasciarle. Ho letto i giornali, ho sentito gli interventi in radio, ci sono tante domande che voglio fare a questo gruppo di persone, tante cose che vorrei mi fossero chiarite. Posso dire che come amministrazione non c'è una preclusione a questo progetto. Chiaramente vogliamo avere le garanzie della fattibilità tecnica, della fattibilità economica, della sostenibilità nel tempo di un progetto di questo tipo, dell'impatto ambientale che può avere sulla nostra località, insomma tutta una serie di elementi che un amministratore pubblico giustamente deve chiedere prima di poi prendere le proprie decisioni. Ripeto, noi comunque li incontriamo con insomma una disponibilità all'ascolto totale, sperando che appunto dietro queste idee ci sia proprio la sostanza, anche per portare qualcosa di nuovo a Cortina. A oggi non possiamo esprimerci, proprio perché questi elementi ci verranno forniti fra un paio di settimane, ma insomma fanno presto arrivare, poi vedremo un po' cosa ne uscirà da questo incontro. Stamattina, parlando col governatore Zaia, abbiamo rimarcato appunto questo lavoro che c'è per i mondiali di sci 2021, e lui appunto ha fatto il nome del nuovo presidente e insomma era pieno di entusiasmo. Tu avverti questo entusiasmo attorno a te? Ma sì, a parte che io ho, diciamo, contatti costanti col presidente Zaia, col presidente Malagò, col presidente Roda, insomma siamo tutti molto allineati, poi anche con la parte istituzionale, con Roger De Menec, con Roberto Padrin. Devo dire che vedo proprio una condivisione totale di questo progetto, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche nella diciamo consapevolezza che questo sia lo strumento giusto per fare un rilancio diciamo generale di tutta l'area dolomitica, tutta l'area dell'Alto Bellunese. Questa è
è la cosa che più mi fa piacere. Ritengo che sia anche frutto del lavoro che abbiamo fatto di coinvolgimento fin dall'inizio, cioè non abbiamo visto questi interlocutori come un bancomat da cui si va a chiedere i soldi, pensando però di gestirli completamente in autonomia, ma proprio l'apertura che abbiamo avuto nei loro confronti fin dall'inizio ha fatto sì che si siano coinvolti, e poi lo si percepisca anche nelle interviste, nei loro interventi pubblici, come quello di questa mattina del governatore Zaia. E quindi io ritengo ci siano proprio tutti gli ingredienti per fare un grandissimo lavoro. Il presidente nuovo del comitato è una persona di assoluto livello, con cui mi sono confrontato diverse volte. Insomma, sapete tutti, H-Farm è un po' un laboratorio, un po' io credo avremo la possibilità anche di fare grossissime sinergie per trasformare questo in un mondiale anche molto tecnologico, molto all'avanguardia, molto innovativo, ecco, per far sì che non sia solo un gran mondiale dal punto di vista sportivo, ma che porti con sé tutta una serie di progetti collaterali di assoluto valore. Non ultimo quello che poi stiamo costruendo col sottosegretario all'ambiente, l'onorevole Degani, che abbiamo avuto qui ospite la settimana scorsa, per un mondiale che abbia un occhio particolarmente attento alle tematiche della sostenibilità, del rispetto ambientale, della raccolta differenziata. Stiamo lavorando già per portare qui delle esperienze positive fatte alle Olimpiadi, fatte in grandi eventi come Expo, e quindi è bello vedere come un progetto che è di Cortina, è soprattutto di Cortina, però riesca a coinvolgere tutte le istituzioni, tutte queste eccellenze che ci sono in Italia, e insomma sarà un laboratorio molto, molto dinamico, molto frizzante per la nostra località. Senti, non so se tu lo segui magari sui giornali, la questione elettrodotto, che mi sembra non interessi Cortina, o sì? No, noi siamo esclusi, riguarda l'area della Valbelluna, da Ponte, diciamo. Un bel caos quello lì, Chi è d'accordo, chi non è d'accordo, chi da una parte, chi dall'altra, non si capisce bene, insomma, che cosa si voglia o non si voglia, perché è veramente un problema comunque. Ma è chiaro che io capisco le persone che comunque si trovano davanti una cosa del genere, che facciano di tutti per interrarlo, per allontanarlo dalle abitazioni. Credo che questo sia non solo naturale per, diciamo, il cittadino che ha contatto con l'opera, con l'infrastruttura, ma che debba rientrare anche nelle linee guida, nella visione che un amministratore pubblico deve portare avanti. Poi, a onor del vero, bisogna dire che non è sempre semplice, perché comunque sono scelte che poi competono anche a società come Terna, come Enel, che comunque sono società private che seguono logiche non sempre dell'interesse generale, ma anche fanno anche i conti con la calcolatrice. Però ecco, mi rendo conto che questa sia una battaglia che io mi sentirei di condividere in toto. Ecco, io mi auguro che riescano nell'intento di fare un progetto che insomma tenga conto delle esigenze della gente che vive in quei territori, che tra l'altro sono anche molto, molto belli, e francamente insomma un elettrodotto sicuramente non migliora l'aspetto paesaggistico, oltre che le questioni di salute che conosciamo. Quindi io mi auguro ce la facciano e che tengano duro, insomma, in questa battaglia. Ci vuole sensibilità ambientale. Questa mattina ho riso parecchio col comunicato dei carabinieri, perché mi raccontavano di questo, non so se la sai, di questo signore pugliese che rubò un peluche, no? E venne inseguito dai carabinieri, ma era così lesto e così veloce che per scappare ai carabinieri era inverno, si è buttato nel Boite ed è riuscito a nuotare, pensa te, però l'aveva abbandonato il peluche, quindi l'hanno recuperato. Pensa, dopo mesi hanno rivisto, insomma, un po' i commessi della cooperativa, un po' i carabinieri se lo sono ricordato, l'hanno avvistato alla stazione e sono riusciti a identificarlo e a denunciarlo. Ma ti rendi conto? No, mi sembrava una di quelle storie, leggende metropolitane, invece è vero, è autentico, però vedete che poi a lungo andare, insomma, i carabinieri hanno sempre ragione nell'insistere nelle cose. Parliamo del Cortina Basket Week, che è una cosa bellissima, secondo me. Oggi ho parlato, ogni giorno abbiamo dei collegamenti, e devo dire che è bello portare la pallacanestro a Cortina, che non è neanche la prima volta, a dire il vero, abbiamo avuto anche una squadra, no? Di basket, però
però insomma è uno sposare due sport bellissimi come l'hockey e il basket, insomma. Sì, il basket ritorna dopo qualche periodo di assenza. Sì. L'abbiamo deciso di farlo con Treviso, perché loro sono stati bravissimi, sono praticamente dovuti ripartire da zero perché hanno terminato l'epoca in cui Benetton finanziava la squadra che era ai vertici in Europa, quindi non si sono pianti addosso, si sono rimboccati le maniche, hanno creato un consorzio di imprenditori, di appassionati, e hanno creato un coinvolgimento per cui alle partite al Palaverde di Treviso ci sono più persone di quando la squadra giocava in Eurolega, proprio perché è diventata una sorta di comunità in cui tutti si sentono coinvolti, tutta la città, tutti gli sponsor, tutti questi associati del consorzio, e quindi proprio sull'onda di questo entusiasmo abbiamo ritenuto che fosse un progetto da poter sviluppare, anche dovuto alla vicinanza che c'è tra Cortina e Treviso, il legame storico tra la clientela della provincia di Treviso e la nostra località. Sì. E quindi proprio oggi, ieri sono arrivati, oggi hanno iniziato gli allenamenti allo Stadio del Ghiaccio. Vi consiglio di andare a vedere perché comunque è molto affascinante vedere questo campo da basket all'interno dello Stadio Olimpico. Sì, hanno messo il legno. E poi ci sono tutti questi eventi collaterali sviluppati nel corso della settimana, gli artisti che dipingeranno le vetrine del centro, alle iniziative per i bambini, agli incontri di natura sportiva, alla presentazione in piazza questa sera, in Piazza della Conchiglia. Quindi, c'è anche una merenda per i bambini alle 5:30, regaleranno anche dei gadget, quindi approfittate. Io dico è una bella novità e la vedo molto in linea con questa Cortina più sportiva, più bella, più frizzante, quindi un benvenuto a loro, ma godiamoceli in questa permanenza questa settimana. Ecco, volevo dire che c'è anche un amichevole di lusso tra il Treviso e il Verona, che poi sono due delle contendenti al titolo del campionato. Sabato gratis l'entrata alle 17:30. Allora, passiamo alle domande. Strada Fiammes Laghi Ghedina e Socus, mi sembra di leggere, Socus-Socol, c'è qualche speranza per riaprirle? In realtà la strada tra Fiammes e Laghi Ghedina rientra potenzialmente negli interventi per i mondiali, perché ci consentirebbe di di fermare le auto provenienti da nord, che saranno tante, dall'Austria, dalla Germania, e creare questo servizio navetta per portare la gente alla zona del traguardo. È chiaro che un conto è la funzionalità, un mondiale, un conto è la funzionalità di tutti i giorni. Oggi se uno ha 200-300 mila euro per fare asfalti, difficilmente investe in una strada così periferica, così poco anche frequentata e comunque che ha un'alternativa. In prospettiva è una delle cose che pensiamo di fare. Un po' più complessa la parte lì tra Soccus e Socol, perché lì c'è una continua erosione del pendio, quindi è chiusa non perché per un capriccio, ma per ragioni di sicurezza. Lì bisogna veramente sistemare l'area, perché è vero che viene giù qualcosa ogni morte del Papa, però la volta che capita con un ciclista che passa di lì, capite che le responsabilità e le conseguenze sono talmente pesanti che la prudenza impone una chiusura nell'attesa di fare questi interventi. Allora, quando si pensa di rimettere in uso le tribune della Conchiglia? Le tribune del Conchiglia sono completamente fuori uso, anche qui non è una scelta quello di non utilizzarle, ma bisogna proprio rifarle. È nel piano degli interventi SEAM per l'anno 2016, quindi l'anno prossimo. So che ci stanno già lavorando, penso che il progetto sia quasi pronto. Vado a memoria, stiamo parlando mi sembra di 150-200 mila euro di intervento, quindi anche qui come vedete non sono proprio noccioline, però certo ci vogliono e l'intervento quindi verrà portato avanti dalla SEA. Bene, altra domanda. Esternamente al cimitero ci sono i contenitori dei rifiuti, perché non nasconderli con un'adeguata recinzione? Me lo segno, questo lo segnalo perché mi sembrava un po' brutti, è vero, poi sono sempre pieni. E poi non mi sembra che facciano proprio molto bene la raccolta differenziata, c'è di tutto. Alla stazione in via Marconi ci sono bidoni per le immondizie rotti e sporchi, si chiede di rinnovarla. Lì transita molti turisti. Sì, non so se si parla di bidoni di qualche utente privato o se parla questo di... non lo so. Però me lo segno, andiamo a verificare bidoni in via Marconi.
Allora, tantissime cose per ricordare i 100 anni dalla Prima Guerra Mondiale, ed è molto bello perché abbiamo 3 comuni che collaborano, quindi di confine e oltreconfine, quindi Dobbiaco, Cortina ed Auronzo. Proprio questa mattina parlavo con l'assessore al bilancio di Auronzo. Mi piace questa apertura tra comuni. Auronzo, per esempio, che ha aperto anche al centro Cadore per organizzare insieme le cose. È una sorta di avvicinamento all'idea di metterci insieme, di fonderci? O no? Non dico proprio Cortina, però insomma in generale. Ma allora, che in questa provincia ci siano evidentemente troppi comuni, mi sembra, sì, ormai lo condividiamo un po' tutti, perché poi è veramente ormai la situazione è talmente complessa per molti municipi, in cui la strada segnata è quella o dell'associazione di servizi, ma molto spesso anche della vera e propria fusione, per avere un comune che abbia un po' di numeri e consenta di dare servizi ai cittadini. Cortina è un po' una realtà a sé per 1000 motivi, vuoi per la grandezza, vuoi per, diciamo, il bilancio più sostanzioso, vuoi per la come dire, i dati turistici, insomma, che ci impongono una gestione che non sempre è facile armonizzare con i nostri vicini, anche se poi la collaborazione è ottima. Detto questo, ci sono tutta una serie di temi, soprattutto di carattere sportivo, sociale, culturale, in cui la collaborazione è sempre stata ampia e a 360 gradi. Penso alle battaglie per la sanità, penso a queste iniziative culturali, penso al coinvolgimento sui fondi per i comuni di confine, che è stato allargato anche ai vicini. Insomma, tutta una serie di iniziative per cui noi non ci siamo mai chiusi nel nostro recinto, non abbiamo mai avuto, diciamo, quell'atteggiamento di chi vuol far tutto da solo, e le collaborazioni poi portano sinergie, ma portano anche, secondo me, una cosa immateriale, cioè ci si conosce di più, e quando ci si conosce, insomma, si riescono a fare tante cose che invece a volte l'ignoranza in senso buono, l'essere staccati, l'essere ognuno per conto suo, fa sì che, come dire, si creino dei preconcetti, ecco, che non fanno bene a nessuno. I nostri territori questo campanilismo mi sembra l'abbiano superato, e quindi ben vengano anche iniziative come questa. Il presidente della SEAM, Luca De Carlo, scrive: la SEAM comunica che è stato indetto in bando per l'appalto del servizio di preparazione, assistenza tecnica e battitura dei tracciati adibiti alla disciplina dello sci nordico, del comprensorio sciistico, e la gestione del noleggio del centro fondo di Fiammes per le prossime 4 stagioni invernali. Possono partecipare persone fisiche o giuridiche in possesso di partita IVA e dei requisiti di legge utili alle prestazioni oggetto del bando, ma anche componenti di società costituende. Insomma, la SEAM procede, va avanti. Sì, la SEAM mi sembra che stia lavorando a pieno regime. Devo dire che anche avere un CDA 5 aiuta, perché comunque prima sulle spalle di Marco gravava tutta una serie di impegni che nessuno da solo avrebbe potuto, come dire, adempiere, se non sacrificando tutto il resto come ha fatto Marco, quindi famiglia, lavoro, hobby, eccetera. Ecco, mi sembra che stiano andando avanti nella loro attività, che ci sia una certa, come dire, anche voglia di fare tante cose, e ben venga, insomma, se riusciamo anche per Fiammes a dare una gestione comprensiva e che soprattutto sia pluriennale, per consentire di fare anche certi investimenti. Bellissimi, sono tanti gli anniversari quest'anno, e in primis i 600 anni di Ospitale Le Rosa e Travenanzes. Oggi c'è stata la messa, questa sera c'è un concerto al coro, ma bello, insomma, no? Che molto anniversari, bello, molto dei pascoli. Devo dire che, insomma, trovo anche corretto poi così commemorare anche eventi insomma, che riguardano più l'ambiente, i pascoli, insomma, fa tutto parte sempre della nostra storia, della nostra... Ma poi sempre in quel discorso che fai tu di recuperare Cortina Vera. Sì, io devo dire che di solito c'è anche sempre una bella partecipazione sia dei residenti, ovviamente, ma vedo che anche c'è un interesse anche dei nostri ospiti di conoscere un po' di più i costumi, la storia, le tradizioni, e sento tante persone che dicono: ma io vengo qua da 30 anni, ma magari non sapevo neanche, non ero mai stato a vedere il castello di Podestagno, e adesso, con la scusa che è stato risistemato, colgono l'occasione per scoprire angoli nuovi del nostro territorio. Quindi, insomma, ben vengano queste celebrazioni che hanno proprio questo scopo qui.
Allora, senti, parliamo anche della giornata dell'autonomia. Tu sai che da 2 anni, mi sembra, il 5 settembre l'Alto Adige ricorda questo anniversario, che era poi il famoso accordo, no, tra cos'era Gruber e De Gasperi. Ecco. Come sono i vostri rapporti con l'Alto Adige, con Pacer per esempio? Perché con Durnwalder si conoscevano, con Pacer era un po' più diciamo, ci comunica meno, ecco, questo. Beh, insomma, comunicare più di Durnwalder non era semplice per nessuno. Insomma, è stato un presidente, credo abbia lasciato proprio il segno per la sua personalità, per il suo approccio, anche se devo dire che anche con Pacer mi sembra molto preparato, molto bravo, insomma, quindi insomma sono in buone mani. No, devo dire che i rapporti sono sempre ottimi, sempre non solo cordiali, ma insomma anche continuativi, perché è giusto mantenere, diciamo, dei rapporti costanti, per me, con tutti i nostri vicini, al di là dei confini amministrativi, al di là di quelle che possono essere alcune differenze che evidentemente ci dividono, insomma, ci fanno vedere le cose in modo diverso. Quindi con loro i rapporti sono ottimi, si concretizzano molto spesso nel fatto che organizziamo questi eventi, per esempio la Cortina d'Obbiaco, piuttosto che altre iniziative con questi comuni, e la provincia di Bolzano è sempre molto presente nell'aiutare il comune di Dobbiaco, ma di fatto aiutando il comune di Dobbiaco aiuta anche noi, perché poi sono progetti che, come si dice, nascono condivisi, in cui ognuno fa la sua parte. E devo dire quindi che il rapporto è sicuramente ottimo, come è sempre stato anche negli anni passati. Non c'è stato, ecco, una sostanziale differenza, pur riconoscendo che c'è una differenza tra Durnwalder e con Pacer nello stile gestionale o di comunicazione, però vedo una certa continuità molto positiva anche per noi. Ecco, noi avremo anche una finestra aperta con Dobbiaco come radio, perché domani o dopodomani, l'assessore alla cultura, e quindi cominceremo anche un nuovo rapporto. Sono molto contenta di questo. Poi volevo invece chiederti un po' sui lavori, perché non mi sembra, insomma, adesso dovrebbero riprendere, no? Dopo la pausa di agosto. E so che questa è un po' la tua nota d'oro, che insomma ti fa stare male. No, a me fa stare male quando i lavori vanno lenti, non quando ci sono i lavori. Ecco. Io non mi sentirete mai lamentarmi, come fanno alcuni, c'è la gru, c'è il cantiere, perché sinceramente qui qualcuno vuole la moglie ubriaca e la botte piena. Se vogliamo fare un rinnovamento infrastrutturale dobbiamo farlo anche attraverso i cantieri. I cantieri sappiamo che portano anche dei disagi, portano dei disturbi, portano delle attività rumorose, però è attraverso questi passaggi che poi si dà una cortina, come dire, più moderna, più adeguata al tempo. Io invito gli ascoltatori di Cortina a guardare un attimo serenamente il nostro territorio. Guardate quante gru ci sono. Tante. Ecco, questo è una cosa che anche mi ha fatto molto piacere, quando persone da fuori vengono e lo notano, dicono: ma vedo che stanno ristrutturando questo, che stanno facendo quello. Cioè, è anche il sintomo di un paese tutt'altro che in crisi, quando ci sono tutti questi cantieri. Al di là che poi non è detto che tutti lavorino in questi cantieri, e questo è un altro discorso, però c'è un'attività, ci sono case che vengono rimodernate, ci sono interventi anche pubblici importanti che stanno in fase di completamento. Adesso si riparte sia per la parte privata. Penso che il quartiere che sarà più visibile sarà quello di Farsetti, proprio qui nel centro. Ecco, che si va a creare cosa? Dove verranno creati 4 piani di parcheggi, una piazza col belvedere che è di proprietà del comune. Bene. Un ascensore che collegherà appunto la piazza con via Lungoboite, anche per quelli che parcheggiano lì, e quindi potranno salire senza dover fare le scale. E poi c'è la casa d'aste e un caffè culturale, insomma. Bello. Quindi arricchendo anche l'offerta culturale di Cortina. Una riqualificazione veramente importante. Sappiamo che disagi ce ne saranno, camion ce ne saranno, restringimenti delle carreggiate ci saranno, ma insomma questa è l'unica strada per fare le cose. E poi partono tutti i nostri cantieri pubblici. Abbiamo tutta una serie di strade che sono in programma, che prevedono l'asfaltatura, via del Castello, la parte dallo stadio fino alla statale, c'è via Marangoni la parte bassa, quella dietro Villa Marina fino all'Hotel Ponte Chiesa. C'è il rifacimento completo di via della Difesa, che verrà fatta con l'arredo urbano, quindi porfidata, per renderla proprio elegante, visto che è la via anche dove passano le funzioni funerali. Vogliamo che sia una via
dignitosa da tutti i punti di vista, e poi ci consentirà di bloccare il traffico per garantire la sicurezza, insomma, di chi vive lì. E poi tanti altri interventi che adesso vado a memoria, mi sembra il marciapiedi di Via Roma, insomma ricordo che la lista era molto lunga, perché l'assessore Verocai, insomma, devo dire, un po' alla volta mi sembra che abbia sistemato buona parte del territorio. Poi è un territorio immenso, invito sempre a ricordare questo: siamo un comune grandissimo, il secondo comune più grande del Veneto, abbiamo veramente... Al secondo, il primo qual è? Dovrebbe essere Venezia. Ovviamente loro hanno molta... Quindi come estensione proprio come area. E abbiamo anche veramente un sacco di strade, un sacco di marciapiedi, un sacco di illuminazioni e un sacco anche di danni per le stagioni invernali, che comunque ci fanno anche insomma ci obbligano a rifare le strade anche pochi anni dopo che sono state sistemate. Però insomma, se si guarda, l'arredo urbano sta crescendo, ci stiamo allargando, insomma mi sembra che stiamo andando sulla strada corretta per avere un paese decoroso, sempre più bello. Sai, la frase che mi irrita di più dice: a Cortina non fa niente. Ma allora dove vivono? Cioè, io dico sempre: ma dove vivete? Questi arrivano magari l'ultimo giorno, si fanno una settimana di vacanza, salgono in funivia, poi dicono sono andati in montagna, chiaramente non a piedi, e poi dicono: ma sai che Cortina non fa niente? Ma avrebbe voglia di rispondere, poi dici dai, attacchiamo Briga, no? Invece non è il caso. Sì, veramente sì, insomma è ovvio che non si può attaccare Briga, ma c'è una superficialità di giudizio, un utilizzo di frasi fatte senza neanche, che poi non vedono con i loro occhi, magari passano, dico, nella piazza Fratelli Gaidina, e non si rendono neanche conto che l'anno scorso era un parcheggio con l'asfalto e con le buche, e oggi è invece tutto porfidato con l'illuminazione. Non se ne rendono neanche conto, perché non aprono gli occhi. Questo è un problema, e il problema non è solo per chi viene qua una settimana, ma io dico, a volte c'è gente di Cortina che non si rende conto dei cambiamenti e va avanti con sto disco rotto a parlare male del paese, a parlare male della nostra comunità, insomma. Ma io ormai a questi non è che li bado tanto, l'importante è fare le cose, poi peggio per loro se non riescono a cogliere la bellezza o i miglioramenti che ci sono. Ma a noi basta tutti i commenti, no, su Facebook: ma voi vivete in paradiso? Sì. Sì. Grazie sindaco. Grazie, buona giornata a te.